Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Oggi ad Espresso Podcast siamo con Giusy Attanasio. Noi lo dicevamo off camera, non abbiamo ancora intrapreso il discorso canzone neomelodica, cantante neomelodica napoletana. Fondamentalmente sono stato molto schietto con Giusy perché non è un tema che personalmente mi affascina, mi attira. La musica neomelodica non l'ho mai ascoltata onestamente, anche se le ho anche detto che qualsiasi cosa mi passa su Spotify o comunque per le orecchie, se mi piace ed è di mio gusto, cioè non ho pregiudizi, questo è. E io proprio di questo secondo me vorrei, anzi proprio di questo parlerei al podcast oggi, proprio di pregiudizi. Esatto. Di questo dicevamo prima. Scusi, qualcosa da dire, secondo me oggi ce l'ha, No, vabbè, io sono una che ha sempre lottato su questo, nel senso ho sempre difeso questa mia categoria che in realtà tante persone etichettano come neomelodico, ma in pratica in realtà neomelodico è sinonimo di nuova melodia, quindi ciò significa che 30 anni fa, più di 30 anni fa si è passato dalla canzone classica napoletana alla canzone di Giacca, poi ovviamente la musica si è evoluta, no? Il genere è cambiato e quindi si è iniziato a cantare una melodia più leggera anche nel linguaggio del napoletano. Come infatti se tu canti una canzone in classico napoletano vedi che ci sono delle parole che sono totalmente diverse da quelle che oggi si usano nel nostro dialetto e così c'è stata l'evoluzione nella musica napoletana. Però questo neomelodico viene etichettato sempre male, ci sono tantissimi pregiudizi perché io reputo che loro quando dicono i neomelodici è per uno sfottò, diciamo così, ma non è così. Come in tutti i settori c'è chi fa questo lavoro con tanta professionalità, con tanta serietà e che ci mette la passione, ci mette l'anima e poi ci sono persone che magari lo fanno perché hanno perduto tempo. quindi io sono una che ha difeso sempre la mia categoria. Mi reputo una cantante napoletana, un interprete della musica napoletana e oggi sono qui. Mi fa piacere di conoscervi innanzitutto e ne parleremo un po' di questa cosa. No, perché forse sembra quasi che più sei a Napoli e più si parla di neomelodico come cattivo gusto, invece vedo fuori dalla Campania che forse un pochino per la moda che è diventato Napoli, forse viene anche più apprezzato il neomelodico, cioè viene visto come forse una specie di bandiera culturale che portiamo avanti noi. Bandiera culturale è Quindi- il termine giusto. Esatto. Non lo so, ho questa percezione come se cioè venisse apprezzato più fuori dalla Campania che all'interno della nostra regione. Essendo questo comunque un podcast nazionale che si ascoltano veramente in tutta Italia, è un bene spiegare per chi non lo sapesse che chiunque stia vedendo e ascoltando questo podcast, voi Giusy in realtà la conoscete. Voi Giusy la conoscete, avete sentito una sua canzone sicuramente. E infatti parliamo pure di questo perché tu sei, credo, entrata nei radar dell'Italia e penso a questo punto del mondo, visto i numeri che hai fatto con quel brano, con la canzone. Ecco, tu l'hai mai sentita? Te la canticchio un po', facciamo così. Scengara coppe quartiere, se il traffico permette. Questa è una canzone. È nata per caso in questo mio album che è nato a maggio dell'anno scorso. Che in realtà ti dico la verità, mio marito manco la voleva mettere nel disco. Mi dissi Peppe, ma mettiamola, tanto è una canzone estiva. Giusto perché io solitamente sono una cantante che canta spesso melodie, canzoni abbastanza particolari, un po' drammatiche, pesanti, nel senso io canto le emozioni che una donna può provare a 360 gradi, sia nel bene che nel male. E quindi, essendo che sono una cantante melodica, a volte vado alla ricerca di qualche pezzo, sai, un po' più ritmatico, un po' più sciolto, più leggero, che può piacere ai bambini e tutto. Però fortunatamente io ho la fortuna che anche i pezzi più complicati e più pesanti i bambini le cantano queste canzoni. Poi ho detto, ma una bambina di 5-6 anni cosa può capire di un amore segreto oppure di un amore che è vissuto male, un amore che ti fa male? E invece ho questa fortuna di essere amata dai bambini a 360 gradi. Ma comunque inseriamo questa canzone nel disco e succede un macello. Addirittura mi arrivano dei tag di bambini, di persone che non sono addirittura manco italiane. Tipo la Francia, ti porto l'esempio, una bambina francese che canta Scenga coppie quartiere, la canta divinamente, con una pronuncia spettacolare. Quindi ciò significa che la musica è pura magia e arriva oltre i confini.
Quindi io mi auguro che un giorno finirà questa storia, che questa musica napoletana viene etichettata come neomelodica giusto per prenderci in giro, perché non è così. La musica Quasi una napoletana parodia della musica. è la parodia, diciamo, esatto. La famosissima Sì, esatto. bambina napoletana di Lione, hai presente? Marsigliese magari, parigina. E tu ci raccontavi che però questa canzone comunque, cioè, ha avuto dei riscontri clamorosi. Pazzeschi. Ah, vogliamo già arrivare a questo, ragazzi. Cioè, abbiamo deciso che vogliamo colpire Parliamo, ormai stiamo parlando di questa canzone. La canzone forte proprio. Che abbiamo colpito. siamo quasi a 20 minuti su YouTube e pure giusto ci sottolineava delle problematiche, diciamo, ecco. Spieghiamolo bene. Perché io reputo che i pregiudizi ci sono, Ecco, cioè in qualsiasi situazione, nel senso anche a livello discografico, perché dico com'è possibile magari che questo pezzo è un pezzo che si ascolta ovunque, ho fatto parte di tantissime classifiche di YouTube, di Spotify e quant'altro, ho avuto la fortuna di stare magari tipo io al secondo posto e Bruno Mars al primo. Dico perché a me non mi dico me perché in questo caso stiamo parlando di me con un pezzo che comunque ancora oggi a distanza di quasi un anno è ascoltato ovunque, dico perché a me non mi viene riconosciuto che questa canzone certificato, bravo, certificato che questa canzone ha avuto questo esploit così pazzesco. Allora dico i pregiudizi ci sono non solo nel popolo, ma anche dietro a tutto ciò che poi circonda la musica. Dico perché? Mi Doppiamente faccio la difficile domanda, dico, ma questo. perché? È chiaro. Non mo te lo chiamo, Vorrei che qualcuno mo te lo chiamo a te perché? perché Cioè, è quasi come se la Federazione Italiana della Musica, Federazione Internazionale di Musica Italiana, come si chiama? La FIMI. La FIMI, sarebbe. sì, È la come se loro praticamente non vedessero il neomelodico, perché adesso lo abbiamo etichettato così e Sì. viene nominato così, come se, anzi no, non neomelodico, come se la musica napoletana non venisse riconosciuta come musica esatto, e quindi non venisse certificata. esatto. Che poi la musica napoletana è quella che poi fa i miracoli. A me mi sono capitate delle cose cioè bellissime, nel senso che magari qualche persona era in coma, ascoltando la mia musica, essendo mio fan o mia fan, si è svegliato dal coma. Questa cosa tuo Cose- marito prima me la raccontava. Sono cose reali che ho vissuto in questi miei 13 anni di percorso artistico, ma non mi è capitato una volta, ma più di una volta. Puoi raccontare significa- per chi ascolta la storia di Fabio, giusto Peppe? Fabio. Puoi raccontare la storia di Fabio? Ah, Fabio è il... Sì, no, vabbè, è una persona che io non conoscevo ovviamente. Mi viene, ovviamente, mi contatta la famiglia perché lui era in coma e dice Giusy, essendo che è un tuo grande fan, ha avuto questo incidente, non si risveglia dal coma da non so da quanti mesi, dormiva. Vogliamo provare magari se tu gli parli e gli canti qualcosa, qualche canzone che magari a lui piaceva. E io ovviamente subito mi misi a disposizione per fare questa cosa, perché lui non abitava nemmeno a Napoli, altrimenti sarei stata in ospedale come faccio sempre. E gli mandai questo video con questo mio parlato e gli canticchiai un po' di canzoncine. E lui, dopo aver ascoltato la mia voce, si svegliò. Iniziò a fare dei movimenti con le mani, con gli occhi e il giorno successivo si svegliò. E quindi non puoi immaginare l'emozione che ho provato in quell'istante, cioè, mamma mia, ma è possibile? Queste sono le cose importanti. E Poi alla quindi fine sono queste le C'è cose una che forza segnano. dietro a tutto ciò, di perché non ci viene riconosciuto niente, perché magari siamo napoletani e veniamo sempre un po' discriminati ovunque. Ma la musica napoletana, cioè la cultura napoletana, perché non solo con la musica, ma anche nella recitazione, abbiamo dei fenomeni che sono nati Certo. a Napoli. Quindi a me farebbe tanto piacere che magari un giorno tutto ciò ovviamente ci viene riconosciuto. A me quello che dispiace, mo stavo pensando anche perché poi, sai, uno si informa, vede le cose, è che proprio anche a livello proprio mo giornalistico, televisivo, quel che sia, il neomelodico, la canzone napoletana, come la vogliamo definire, proprio subisce costantemente sempre la classica inchiesta. Sì. Canzone neomelodica alias canzone della malavita, canzone della gente non per bene, eccetera, eccetera. Quando poi io mi chiedo, e allora tutto quel cinema, tutto quel rap non napoletano Stavo dicendo io, o estero, dove si inneggia, si elogia, si descrive, la malavita. cioè il discorso che io, e questo è un tema secondo me delicato che negli ultimi anni in Italia spesso si affronta, Sì. ma l'arte ha lo scopo di descrivere la società o di dare il buon esempio? Se è buon esempio, diciamo, noi dobbiamo descriverlo. E soprattutto perché quando poi si parla di queste cose, il buon esempio
viene sempre screditato ai napoletani, come se fossimo sempre noi ad avere il marchio, no? Ma a dire voi siamo marchiati a vita che qualsiasi cosa facciamo, che sia un film, una canzone rap, una canzone melodica, Sì. rappresentiamo una Cioè, certa sempre, gente. Poi se lo fanno fuori, invece to- è il trend della musica. Tra l'altro tutte queste cose influenzano anche le generazioni a venire e ora ci sto riflettendo, se voi ci pensate, tu prima hai detto diventa la canzone napoletana, neomelodica, diventa quasi una parodia della musica italiana. Se ci pensi, moltissimi anche nostri amici o colleghi, gente che è anche passata per il podcast, influencer, content creator, mi viene in mente magari che sono stati influenzati in questo modo negativamente, ovvero pensando, ah, ma questo tipo di musica è, sai, di un certo livello, quindi ecco ci faccio la parodia, ci scherzo sopra. E infatti che cosa è successo negli anni? Che molti youtuber mi vengono in mente, che cosa fanno quando devono prendere in giro una canzone, magari italiana, la napoletanizzano e la fanno diventare parodia. La fanno diventare parodia e quindi magari anche la canzone bella italiana, che ne so, un Tiziano Ferro, una Gaia o chi che sia, un Lucio Corsi, se vuoi parodizzare quella canzone lì, che La cosa trasformi fai? in napoletano. Come se tu volessi fare, come Io se ho detto che cioè, fanno tutta una forma di sfottò in tutte le cose. come se volessi dire, sai, volessi mandare il messaggio, come faccio a prendere in giro questa canzone, come faccio a parodizzarla, come faccio a la trasformo in napoletano, perché è buffo, Esatto, capito? per loro poi. Quando invece io vorrei fare un gioco, lo volevo fare, ecco, mi sono fermato prima perché lo volevo fare in camera, ragazzi. Peppe ha detto una cosa importantissima, tuo marito, Sì. che mi ha fatto riflettere, ovvero, mo senza generalizzare, parliamo di testi, di musica italiana, ok? Facendo un paragone, il testo napoletano neomelodico ha dei sentimenti, ha un tipo di scrittura anche molto più profonda, anche molto più importante. Infatti, il giochino che vorrei fare, secondo te qual è il tuo testo più bello? Ma Me lo ti dico voglio uno più leggere così per recente. sfizio. Uno più recente, diciamo che fortunatamente questa canzone Che cerco? Giusy Attanasio? Buongiorno Amore, è una grandissima melodia d'amore. Quando l'hai fatta uscire questa? Questa è nata l'8 di dicembre. E se tu ti fai un giro su TikTok, cioè Eccolo su TikTok, qua. tu ti ritroverai una marea di TikTok dove ci sono tantissime dediche speciali d'amore su questa canzone, addirittura di mamme che la dedicano ai propri figli, perché secondo me, al di là del fatto che ti puoi innamorare follemente di un uomo oppure di una donna, beh, ma il grande amore, quello più importante, che non ha, che supera tutti i limiti possibili e immaginabili, è l'amore che si prova nei figli, no? E quindi questa canzone Qual è il passaggio più bello secondo te? Perché la sto leggendo, è veramente bella. Allora, dal fatto, cioè dal punto dove dice è tutto in notte, prima che t'addormo me la dimostra che sono capita tu e tu Ecco. sei a me. Come si fa se all'improvviso ti perdesse, non sapesse come no? Eh. Cioè, è vero, sono... e quello che noto è che ecco, la musica napoletana e melodica ha sempre delle metafore molto profonde, molto... capito? Molto ricercate. Sì. Veramente bello. E tutte le nostre prime che Piange quando mi sente cantare La cosa piange. assurda, no? Scusami se ti interrompo, Sì. però è che Bello. si fa, a me questo mi fa proprio rabbia da napoletano e poi ci tengo assai a Napoli, perché per me è incredibile quanto valiamo e quanto veniamo schiacciati, che su 3 canzoni che magari inneggiano a quello che sia la camorra, la malavita, i criminali, quello, come è giusto che anche loro cantano le canzoni e vogliono cantare, come è giusto che chi vuole fare il film faccia il film e come è giusto che chi vuole fare il libro fa il libro. Ma lo diciamo sempre, l'arte è libera. Tutti possono fare quello che E vuoi. come si ignorano invece tutti questi pezzi? Cioè, come si ignora che Giuseppe è una cosa bellissima. Quanti rapper, quanti cantanti, quanti artisti sono passati per di qua che hanno scritto pezzi ascoltati, però nessuno ci ha mai detto ho voluto riflettere sul fatto che l'amore forse possa innamorarmi di un uomo o di una donna, però l'amore per il figlio, cioè questo è un messaggio bellissimo che deve passare e che invece viene sempre mascherato per il discorso della categoria. A me questo mi fa rabbia, io ora non so nella mente
diciamo tuo specifico, se c'è coalizione o c'è molta invidia, questo magari ce lo puoi dire, Sì. questo magari ce lo puoi dire tu. Stai parlando proprio con la persona giusta. Ok, tu da questo punto di vista come lo vivi? Perché questa è la mia curiosità, l'ambiente dentro, quindi non fuori, visto da È una vera e dentro. propria giungla. Ok. Raccontaci di questa Tu niente di diverso dal resto, insomma, della musica. Secondo me il nostro mondo è ancora più complesso, nel senso io dico sempre che si fanno la guerra dei poveri, perché io lotto sempre per l'unione, perché io reputo che l'unione sia la vera forza. Infatti questo era il mio discorso, di unirci. Esatto, e ho sempre cercato di riunire, ecco ti porto l'esempio che io sono donna, quindi volevo sempre riunire tutte le donne del mio settore, ma non ci sono mai riuscita perché purtroppo nel modo o nell'altro c'è sempre, come si dice, come si dice una pecora nera era famiglia, quindi non ci sono mai riuscita, però reputo che veramente a Napoli ci sono delle artiste con delle doti canore molto molto importanti e si fanno la guerra dei poveri. Ma comunque noi siamo una realtà profonda e sono convinta che le persone dell'altra categoria ci temono tantissimo. Che se noi ci riunissimo, ma che lotto potessimo fare? Perché io ho sentito che tu in passato hai avuto degli screzi con altri artisti, senza fare magari nomi, dove c'è anche chi ha rinnegato, cioè nel senso che c'è anche questo fenomeno, ho visto io, cioè Sì. che magari si parte come cantante napoletano neomelodico, si arriva ad un certo livello e si rinnega Esatto. il proprio Questa è la cosa più passato. brutta. È una Io non cosa ho mai rinnegato il mio passato. Ok. Oggi ho la fortuna di essere stimata da tanti grandi artisti, tipo ti faccio l'esempio di Sal Da Vinci che scelse me 2 anni fa per non dovevo fare quasi niente in questo spettacolo che si chiamava Masaniello Revolution, un grande musical teatrale. Reputo che Sal sia uno dei più grandi artisti a Napoli che abbiamo, che può fare quello. E ho avuto la fortuna di essere stata scelta da lui. Da una piccola particina mi ha dato la responsabilità di aprire addirittura lo spettacolo. Sono stimata dal maestro Adriano Pennino, che lui piange quando mi sente cantare. E stiamo parlando di una persona che ne vede tanti di artisti internazionali. Quindi per me questo conta tantissimo. Ho avuto il privilegio di cantare un pezzo scritto da Renato Zero, sempre con Sal. Oggi ho avuto la fortuna di avere tantissima stima dal maestro Enzo Avitabile. Sai cosa mi disse Enzo Avitabile? È stato recente che lui ha festeggiato i suoi 50 anni di carriera e i suoi 70 anni di vita. Al di là del fatto che ci ha invitato, lui innamoratissimo di mio marito e stima me profondamente artisticamente, disse Giusy, noi apparteniamo a 2 mondi diversi della musica. Cioè, ma tu fai la cantante, tu canti e sai emozionare e per me conta questo. chiaro. Vedi poi quando viene riconosciuta la dote. Ecco, e quando tu ascolti queste parole io reputo che lui sia un grande dio della musica. Dice, caspita, allora ci conoscono tutti, allora c'è qualcuno che fa finta per cercare sempre di tenerti là, per non farti oltrepassare poi i confini. E dico ed è peccato. Io alla fine lo penso sempre, se sei bravo, se una cosa è bella. Prima o poi, però, No, ma può non piacerti. A me non piace il neomelodico, non mi piace la canzone napoletana. Ma tu hai fatto hai però hai imparato. detto che non l'hai mai ascoltata, attenzione. No. Allora, io Oh, prima, come ti porto l'esempio? Tu hai fatto 2 note, ma non posso dire che hai una brutta voce o che non sai cantare. Io penso che è la voce della Madonna e che tu sappia cantare da Ti ringrazio. Cioè non posso dire no. Mia figlia, ti porto l'esempio di mia figlia. Eh. Io ho una bambina di quasi 12 anni. Ok. Mia figlia ascolta tutt'altro. Ha iniziato dal rock. Invece, ma c'è una bambina che oggi mi parla 5 lingue già, mia figlia. Complimenti. Grazie. 5 più 1, cioè 5 più No, napoletano o 5 completo? napoletano non sapevo parlare, cioè penso che e infatti mi fa strano quando magari ascolto qualche parolina che lei magari parla con le amichette. Io dico no, mia mamma ti voglio bene, parlo come t'ha fatta mamma. Mamma, tu parli napoletano spesso. E dico, mamma si è sempre posta con te a parlare italiano? Sì, e devi parlare italiano, che non sai parlare napoletano. Sei brutta quando parli napoletano. Per farti capire, lei ascolta tutt'altro, ama la musica italiana, ama Geolier profondamente, quindi questa mamma non l'ascolta proprio. Nel senso, il mio mondo, il mio genere napoletano non l'ascolta. Mia figlia all'improvviso mi fa un passaggio, perché poi ha iniziato ad ascoltare delle cose, mi fa che lei da piccolina cantò una canzone insieme a me, era piccolissima vero? Mamma, la rifacciamo una canzone insieme? La vedo che fai TikTok magari qualche canzone napoletana, Noemi,
che sta succedendo a mamma all'improvviso? Tu che ascolti l'inglese, spagnolo, il rock e tutto le Ma mamma, ma tu lo sai che avevi ragione. Io dovevo prima ascoltare per poter poi giudicare. Lo sai che c'è qualche canzone napoletana che mi piace? Per dirti, cioè, questo mi riferisco a te, ho detto il nome lo dico, non lo so, però non l'hai mai ascoltato. Scusi, ma i gusti maturano. Cioè, nel senso, a me prima le verdure non piacevano, non le mangiavo. Cioè, magari, ecco, uno deve essere bisogna anche... prima assaggiare per poi esatto. dire se una cosa ti piace o meno. Deve maturare nel gusto, capito? Assolutamente, anche perché poi, ecco, leggendo il testo si capisce che c'è ricerca, anzi, probabilmente... Non vorrei dire una boiata, ma non credo che la dirò, perché moltissimi che sono passati per di qui ce l'hanno spiegato, che la musica napoletana, di conseguenza anche la neomelodica, ha delle melodie, delle armonie che sono molto complesse, giusto musicalmente parlando. Assolutamente sì. Quindi, tecnicamente parlando, la musica napoletana è anche difficile da suonare, anche complessa da cantare, Sì. da suonare. Cioè, è Ma musica. pure sul lavoro, In che senso pure sul lavoro? Nel senso, noi abbiamo la facoltà, noi siamo artisti che possiamo cantare ovunque. Ti porto l'esempio, prendimi un cantante nazionale, no? Che fa Ok. solo tour teatrali, concerti. Vasco Rossi. Ok. Tu prendi Vasco Rossi e mettilo a fare quello che faccio io. Ok. Non ci riuscirebbe mai. Mm. Noi abbiamo la facoltà di saper cantare ovunque, nel senso, con l'audio, nelle sale, delle cerimonie, nei ristoranti. Un cantante che è abituato a fare solo quello non riuscirebbe mai a cantare come facciamo noi. Ho capito. Noi facciamo la vera e propria gavetta. Noi cantiamo dove non si può cantare e ovviamente lo possiamo fare sui grandi palchi, no? Sui grandi concerti. Loro invece non lo potrebbero fare. Magari un ragazzo Non ci che riuscirebbero. oggi si approccia alla musica italiana, nasce nello studietto con il microfono col pop filter avanti e la scheda audio. Esatto. Ok, È tutta questo un'altra tipo di storia. percorso La non lo stessa fa. cosa il musicista, Certo. Certo è il cantante, ma il musicista è uguale. Ma questa è una cosa che spesso mi ha detto, il fatto che magari con i social chi nasce oggi con questi meccanismi Si è perso il metodo. Questo noi abbiamo perde detto. un po' di gavetta inevitabilmente, Sì. cioè tu magari fai il giusto algoritmo, vinci il giusto reel, fai il giusto numero, Esatto. ti catapultano. Infatti ieri proprio stavo avendo questo servizio sulla musica e proprio questo diceva che oggi magari le major prendono il fenomeno di turno, lo spolpano il più Esatto, possibile, esatto. gli fanno fare in un anno cose che neanche puoi fare, perché Giussi ci insegna che proprio perché ho fatto il matrimonio e il battesimo a 20 anni, so gestirmi il teatro a 30 e so Esatto. gestirmi un'altra situazione più grande a 40. Magari questo rischia anche di alla fine quello che poi ne perde è sempre la musica, ragazzi. Secondo me, sempre l'arte. E infatti oggi noi ci troviamo a parlare di canzoni che potrebbero raccontare di amore, di passione, di gelosia, di tradimenti, di vita vera, Esatto. ma sono marchiati perché c'è qualcuno che decide che deve essere così, perché noi partiamo da Napoli Esattamente. e come vedemmo anche con Geolier a Sanremo, alla fine c'è sempre quel fischio di sottofondo, quel non applauso, si storce un po' il naso perché alla fine porti una cosa che ha il pregiudizio. E mi fa ancora più rabbia quando Giussi mi conferma che siamo tra di noi in una giungla e non c'è coalizione. E che tra l'altro il pregiudizio viene poi da chi è a capo, che può Esatto. decidere. Bravissimo. Quello pure è il peccato. Ecco, il peccato è vedere un brano che magari ha 20 milioni su YouTube. Cioè ragazzi, 20 milioni su YouTube, ma chi cazzo... Cioè se io, Tanti, se io penso a un disco, a un brano che ha fatto 20 milioni su YouTube, io penso che abbia anche ottenuto un disco d'oro. Che cazzo? È molto probabile, no? Come no? Io dicevo che Solo tu non l'hai avuto vero. Cioè, a me quello che più mi stupisce è che parli di una canzone in dialetto che ha fatto 20 milioni. Cioè, quello dovrebbe ancora di più dimostrare la forza che noi abbiamo quando facciamo le cose fatte bene e quanto un po' per il sistema astratto, quel che sia, un po' per anche ignoranza nostra, perché noi napoletani poi siamo belli e cari fuori Napoli. Poi dentro Napoli siamo un po' così, però che poi alla fine i risultati
il popolo vero, quello che non se ne fotte di queste cose la mattina dice io voglio ascoltare Giusy perché mi mette di buon umore, ci sta e fa anche più E rumore. infatti tecnicamente, cioè io penso che tu ne vada fiera perché il popolo ti ha eletto. Cioè se tu hai Assolutamente sì. 20 Ma per me è tutto milioni... quello, stiamo parlando Esatto. perché poi, vabbè, ovviamente io mi faccio sempre la domanda e dici, vabbè, ma perché a me non succede questo? Perché è sempre il classico pregiudizio, però ovviamente poi fondamentalmente a me quello che mi interessa è il popolo, è il popolo che perché chi le te fa sagli, chi le te fa scendere. E fortunatamente io sono stimata tantissimo dal popolo, di tutte le fasce d'età, dal più piccolo al più grande. E questa è per me la cosa più bella. La soddisfazione più grande è quando cioè, vieni contattata dalla famiglia di un ragazzo e ti dice mio figlio si è svegliato dal coma grazie alla tua musica, che poi tra l'altro questo è un tema ricorrente qua al podcast. Solo, ecco, noi abbiamo avuto anche la testimonianza di H7, che Luca è venuto qui e ci ha raccontato i suoi giorni di coma e lui sentiva la musica. Sì, ma la Lui è musica uscito dal coma e ha terapia, iniziato a suonare. La musica è Io terapia. c'ho un altro esempio di un altro grandissimo amico e artista eccezionale che è il maestro Vincenzo Sorrentino. Il maestro Sorrentino mi ha raccontato che lui quando era, che poi deve venire qua, il maestro Sorrentino che ti ha da raccontare una storia, tu esci pazzo, la racconterà lui ma ti anticipo qualcosina. Il maestro mi disse che praticamente all'età di o 3 o 5 anni, non ricordo, andò in coma e lui ricorda ancora le note di un pianoforte. Lui non ha mai suonato il pianoforte prima di allora. Uscito dal coma, suonava il pianoforte così ad orecchio, a 5 anni. Penso Pensa un po'. Cioè io, tu sei molto credente? Sì. Io sono ateo. Però ho sempre pensato che la musica scaturisca qualcosa. Cioè la musica umanamente. Io ci credo che tu in coma senti la melodia, senti la musica. Che la musica, io credo... Testimonianze, ragazzi. Io credo davvero che la musica in qualche modo ti entra diversamente dentro al cervello, nelle corde, nella tua anima. Cioè io veramente penso che abbia questo potere. Sì, è vero. Quasi sovrannaturale. Ce l'ha. Ma non mi ricordo chi era qualche produttore americano che diceva che la musica è proprio un mantra, è quasi una preghiera, perciò quando tu poi la canti, poi entri nella testa delle persone e crei poi un fenomeno sociale di coscienza proprio, capito che ti voglio dire? Poi là nasce il fenomeno, perciò ti dico la certificazione più importante è il popolo, Assolutamente sì. perché è nel numero che crea il popolo che c'è questo fenomeno di coscienza, di spirito, di musica che entra nell'anima. Poi che ci sia... Però fra gli artisti lo capisco che dicono anche riego. No, ma voglio la cazzo di target con scritto di Sicuramente chi fa l'artista ha un bel ego, vuole stare sotto la luce dei riflettori, sicuramente gli rode 10 volte di più c'è. l'assenza di riconoscimento. Il problema è capire il perché. Ci troviamo nel 2025 che vogliamo andare a vivere su Marte, dall'altra parte stiamo ancora a farci la guerra Esatto. dei poveri, a chi sono chi, a chi si tu, a chi metto like, a chi non lo mette, quando alla fine poi potremmo andare oltre questi stereotipi, no? sì. Penso che sia arrivato anche il Ma momento. anche perché se mi ritrovo in una classifica dove c'è Bruno Mars e Lady Gaga e sto anch'io sotto. Stessa cosa pure incredibile. È una cosa incredibile, dici, ma è io sto qua, è tutto reale perché io sono una che nella vita non ha mai comprato niente, non mi sono mai presa in giro da sola. Cioè, vabbè, ma se una cosa succede, che ha da succedere, perché altrimenti no, evito, perché non mi prendo in giro, perché già capì se una cosa è piaciuta veramente, cioè se questa cosa è reale, perché altrimenti non mi servirebbe a niente, mi prendo in giro da sola, quindi non va bene. Allora se io mi ritrovo lì e poi non mi viene riconosciuto sta Giusy Attanasio che sta in questa classifica sotto a questi mostri sacri, dico ma perché? Solo perché sono una cantante napoletana e mi etichettano come questa cantante che apparteneva ai neumologici. Però secondo me ci stiamo evolvendo, cioè nel senso che secondo me piano piano da Mario Merola, Gigi D'Alessio, Giusy Attanasio, Joelier, Nino D'Angelo, cioè io penso Pino Daniele e quant'altri, senza che poi uno dice detto un nome non è detto un altro, alla fine volendo o nolendo ci vogliono fermare o non ci vogliono fermare, ma noi, cioè Napoli alla fine se ne parla sempre. Sempre. Capito? Alla fine quando un napoletano fa qualcosa inevitabilmente... Ma io lo dico, sai, Napoli è una città che cioè, Cos'è per te Napoli? Che ti ti dà Napoli a te? Ma no, io non lo dico solo perché sono napoletana, perché lo penso realmente. A Napoli
nasce qualsiasi cosa, cioè sia nella cucina, sia nella musica, sia nell'arte, in tutte le cose. Noi siamo la città più bella del mondo. Io ho la fortuna di girare il mondo, fortunatamente. Allora dico, ma com'è bella però, ma com'è bella? Però poi quando poi all'improvviso mi ritrovo su un aereo, quando sta decollando, e dico, mamma mia, che spettacolo che è Napoli. Noi teniamo una cartolina, io veramente siamo una cartolina. Allora è peccato che poi, io dico, poi alla fine fanno finta. È solo perché hanno il gusto di poter offendere, però alla fine volessero stare tutto quanto qua. Volessero mangiare tutto quanto qua, volessero avere tutto l'arte, Ti dici l'arte che abbiamo noi. sotto sotto. Sì, secondo me sì. Ma tu l'hai sentita addosso a te proprio in qualche caso Ma specifico? sicuramente nel mio lavoro sì, la sento sempre, la percepisco sempre Cioè questa tuttora tu dici io sento che c'è un pregiudizio, una discriminazione nei miei confronti. sempre, però poi noto che poi c'è in qualsiasi settore, cioè in qualsiasi circostanza che si trova a Napoli. Cioè dici tu ovviamente non è soltanto la Non musica, è soltanto sulla musica. è proprio il napoletano che dà cioè, fastidio. sì, dura Sono ancora. napoletana Che dà fastidio. Che dà Ancora. fastidio, capito? Ancora quindi. Noi Io abbiamo l'arte credo- di arrangiarci, nessuno sa fa. Mm. Qua gira un po' tutto male perché la gente sa arrangiarsi. Da sempre. Ma quando esiste un mondo, allora dico non va bene niente perché se aumenta la vita così tanto e nessuno fa niente è perché un napolitano si sa arrangiare, quindi non si ribella. Ed è sbagliato ovviamente per me, è sbagliatissimo. Però noi abbiamo pure questa facoltà. Vabbè, non è solo il napoletano che non si ribella, è l'italiano in generale che non si L'italiano in ribella. generale, che però non si io ribella. parlo napoletano che sono a Napoli e quindi vedo tutte le cose sbagliate che ci circondano, dico, ma perché non ci ribelliamo noi? Perché ci Sicuramente arrangiamo? io vorrei morire, prima di morire io vorrei vedere Napoli, vorrei vivere a Napoli, però culturalmente e socialmente a Tokyo, ok? Quindi immaginati il Giappone socialmente portato qui, ma che ok? fosse La società giapponese portata qui. non fosse più Napoli. Ma 24 ore, fra, c'è roba, sai, autobus che partono in orario, le strade riparate, cioè tutto aggiustato, tutto 24 ore, fra. Ho E poi capito. poi e poi mi spengo. Dici, ho capito. Però 24 ore così. E allora torniamo sempre a quei discorsi, fra, che alla fine è come se volessero sempre lasciarci indietro, perché poi alla fine è sempre, per non fare sempre i stessi nomi politici, le cose. Beh sì, la storia Cioè, capite che ti voglio dire? Cioè, alla fine che tu vai dal napoletano della periferia, gli vai a rompere i coglioni perché non ha pagato quando si sbaglia. Ma fosse quello veramente il problema, ho capito. oggi non è che dico- mi danno tanta scelta di poter pagare o meno le tasse, perché oggi si pigliano automaticamente. Assolutamente. Non è che ci stanno mettendo a scelta. Io sono una che pago pure l'aria che respiro. Ed è giusto che sia così, attenzione, però non ci danno manco la No, possibilità. ma diciamo che tu. Cioè lo Stato diventa socio tuo, però senza darti niente, capito? Assolutamente, Quindi è sbagliatissimo. Però Però io che tu sei comunque sei fortunata, fai una cosa bella che ti permette di Sì, essere assolutamente fortunata, però immagina non essere fortunati, immagina delle situazioni ancora più degradate dove magari poi si fa pure che quelle persone sono il capo espiatorio. A me questo mi fa partire la nervatura, che non solo Napoli viene lasciata indietro in tantissime realtà, ma anche noi ce ne rendiamo conto con le realtà social, cioè Milano, comunque il nord ha dei Chi va ecosistemi economici. sfortunato viene sempre più poi emarginato. Poi non e- solo parti così, ma poi ti devono anche puntare il dito contro. guardato dall'alto me verso là il mi basso. gira e mi fa rabbia quando poi noi napoletani non ci sosteniamo a vicenda, come diceva prima benissimo, sì, questa è la... e ci siamo contro a vicenda, capito che ti voglio dire? E non si vince mai. Esatto, e va quindi che non facciamo mai quel salto di qualità, quindi un messaggio a tutti i napoletani, uniamoci, non facciamo scemo, ma Vogliamoci se tanto bene, voglio bene. Vedete che Secondo te sia cambiato molto il mercato discografico da quando è iniziato ad oggi? Ma sì, assolutamente sì, mi è cambiato proprio il sistema. Mm. Oggi ad esempio i dischi si vendono pochissimo perché oggi esistono le piattaforme digitali, quindi è cambiato pure quello, capite? Tutto il sistema è cambiato da quando esiste il social. No, ma proprio anche il concetto e l'idea di canzone neomelodica. Pure pensi che sia cambiato? Sì. Cioè, viene visto meglio, peggio, cioè Diciamo rispetto da a prima. 4 anni a questa parte è molto peggio. Ah, molto peggio. Sì, viene visto molto peggio perché poi, ma ti dico la verità, io abolirei totalmente il fenomeno TikTok perché là sopra si vede di tutto e di più. E lo sta dicendo una persona che comunque, Lo sto grazie a quel brano, Esatto. cioè tu hai sfondato su perché TikTok. TikTok è un'arma a doppio taglio. ti dà un'enorme Ti dà visibilità. un'enorme visibilità, ti fa diventare, cioè diventa virale in un secondo, in un attimo, però poi diventa pericoloso. Mm.
se fai un qualcosa di sbagliato e magari non ti rendi conto in quell'istante, hai sbagliato tutto cosa, capito? certo. Per buttare poi tutto, quindi diventa molto difficile. Ti dà Io molto velocemente una... pure se, ecco, grazie a TikTok ho avuto la fortuna di questa canzone che è arrivata. Che vai contro i tuoi interessi. Sì, però reputo che sia Ma sbagliato. anche perché poi noi l'abbiamo visto qualche settimana fa, che cosa è successo con TikTok, senza il fatto, sai, Roccaraso, già ne parlando in qualche Ah, puntata vabbè, precedente. sono passati mesi ormai. Però dico, alla fine della giostra, cioè, Sai cos'è? sempre cioè, che chiude il pensiero, poi chi per esso prende quella Napoli che No, poi l'abbiamo detto e stradetto. Sì, no, quello che dicevo è che TikTok ti dà una responsabilità enorme che tu non sai in quel momento in cui stai caricando di avere. Esatto. Perché tu non sai quello che Sta succede. succedendo, è vero. E ecco, fai una cacata perché ti stai divertendo in quel momento e quindi vaffanculo, pubblico pure io il video su TikTok. Però in quel momento non sai di avere una responsabilità enorme perché dici, vabbè, io lo carico per farmi 2 risate col mio amico a cui manderò il video tra 5 secondi. Però se lo sono viste 7 miliardi di persone e tu dici, mo che succede? Capito? E magari hai fatto un video proprio scemo che manda un messaggio sbagliato e là poi ti fa il segno della croce a come va. Perché poi vieni preso di mira. E poi vabbè, ovviamente c'è chi invece poi cavalca quest'onda del trash e dello squallore. Poi figurati, là è proprio... Cioè, là devo dire che non hai cagato di... per il discorso TikTok, secondo me alla fine, parere personale, nell'ambito della musica, magari in certi casi questi social un po' hanno abbassato la qualità, secondo me. Perché magari tu oggi, tu persona X, dici voglio fare la musica, la canzone che va virale, che segue il trend, quando magari prima di fare uscire una canzone 20 anni fa passavi dal tuo amico autore, dal tuo amico cantante e la facevi. Oggi è diventato tutta una barauta. Capito? Oggi non è più Si c'è io. da finire a Pazziel Mani Creature, è diventato a Bangarello Torrone, quindi si è un po' mischiato il tutto. Cioè, Questo se uno è ripeto, competente come te, che si vede che ha una base solida, importante, che non lo fa perché è moda, esatto. secondo me sotto ti rode pure un po' il culo che deve Assolutamente essere sì. paragonato a certi Sai fenomeni, quante capito? volte mi sono Cioè, trovata a parlare con le persone del mio ambiente, no, ma andiamo a fare canzoni perché poi dai buono, coppa TikTok, perché no. Allora, io già tu riesci a stare forte su questa posizione? ma sì, ho lottato tantissimo, non sono mai caduto, cioè nel senso, no, allora se la canzone va bene e sapi di TikTok va bene così che ben venga, ma se io già fa una canzone stupida perché già fa successo non a TikTok, non lo pensare proprio. Quindi E a buttare poi nel cesso, scusatemi il termine, tutto quello che ho fatto a te, prima, diciamo, ti hanno chiesto un po', non dico di scendere a compromessi. sì, Ok. ma tantissime persone io ho sempre rifiutato, cioè no. Vabbè, però ma te lo sta dicendo Io una donna... per esempio che no, ma te lo sta dicendo una donna e un artista che poco fa ti ha detto io ti so cantare in un teatro, ti so cantare in una chiesa, ti so cantare in un auditorium e su un palco. sta andando pure in da macchina con una cassa, nel senso a me mi è capitato pure anni fa di cantare sotto la pioggia perché stava piovendo per fare una serenata con una sposa, un diluvio universale. Io avevo il mio ex fonico che aveva un gippone enorme, aprendo il cofano, una cassa sotto al cofano, un'altra cassa nel palazzo e io con ombrello in mano a cantare per sta sposa. Cioè, capito? Mi è capitato addirittura questo e ho cantato. E poi magari oggi fanno 2 pezzi e fanno pure snob. No, Hai capito? E quindi quello adesso il brano è probabile pure che non lo fai tu anche se vieni chiamato artista perché l'hai fatto con l'intelligenza artificiale. artificiale, bravo. Perché questo pure è probabile. Questo è pure un argomento che prima o poi. Ieri l'abbiamo letto. Quell'intervista che hanno fatto a Gigi D'Alessio. Chi era? S Magazine o TMZ? Come si chiama la pagina? Non ricordo. Faccia trovare. Fermi tutti, la devo trovare. Perché poi Me l'hai mandato a me. la voglio. Il fatto dell'audiotune, per esempio, no? No, si indovinano che l'audiotune non cantano. No, tu a me si metti in saccio cantare. Cioè, Ma questa è una cosa. mi è capitato in qualche sala discografica, no, devi togliere l'audiotune perché non saccio cantare. Ma come? Non saccio cantare questo come? Paradosso, paradossalmente. Cioè, Tu oggi ho fatto che sei cantare Hai capito? quasi un limite al meccanismo. Bravo, esatto. No, lo sto cercando perché era interessante. Perché c'è proprio. Perché purtroppo devi. Ah, ecco, allarme, intelligenza artificiale e musica senza creatività. Ho il logo, Sì. l'ho trovato. La Repubblica. Perché ovviamente quando poi dici certe cose ti devi documentare perché non sia mai. Voglio essere preciso e chiaro, non me lo sto inventando. Questa è la Repubblica. Gigi D'Alessio contro l'intelligenza artificiale distruggerà i giovani autori, bisogna assolutamente dare delle regole. Secondo il cantante avanza una generazione di musicisti sfaticata, mediocre e senza anima. Ovviamente un conto è che lo dico io.
Un conto è che lo dice Gigi D'Alessio, però è quello che abbiamo sempre detto anche noi qua Ha davanti. ragione piena, pure per me ha ragione pienamente. Perché ecco, vedi, Stanno facendo proprio. ma perché poi a un certo punto quello che ci diciamo spesso io e Marco è che arriverà un momento, potrebbe, ci auguriamo di no, arrivare un momento in cui tu tecnicamente stai facendo la stessa cosa di un artista che però lavora in questo modo, ma non è la stessa cosa. Le persone la percepiscono come la stessa cosa, però un conto è mettersi davanti a un computer, davanti a un prompt e scrivere dei testi, dei dati, dei codici che poi si trasformano in musica ed è tutto digitale ed è tutto asettico completamente. Un conto è mettersi lì con a cassa e 3 a notte, con una jeep, con la pioggia e l'ombrello e fare la serenata, perché quella è arte, capito? Esatto. Perché quella è musica. E quindi ecco, il peccato potrebbe diventare quello che un artista, una musicista come Giusy poi in futuro viene comparata con io che fa intelligenza artificiale Dovrebbe essere proprio, secondo me, gli artisti, cioè a ribellarsi. ribellarsi a questa cosa, perché cioè, stai facendo sì che E no, è inutile, l'abbiamo imparato. Che cos'è? Non è colpa loro. Di chi è la colpa? Ormai ce l'hanno detto tutti quanti. di che? È del sistema che deve mettere delle regole, Ho che capito, devi regolamentare. come l'utilizzo dei Ma ce l'hanno social. detto tutti quanti. Cioè, quello che abbiamo, penso, carpito e imparato da chi ce l'ha detto, da persone molto più colte e intelligenti di noi. Perché noi, cioè, alla fine, le persone faranno il cazzo che gli pare e faranno sempre, secondo me, perché l'essere umano è comunque pigro, faranno la cosa più facile e veloce per arrivare al risultato. È normale, ok? È logico. Se ho la possibilità, lo faccio. Se per ottenere 100 è chiaro, devo fare uno, capito? Ci però- proverà sempre Ci qualcuno. sarà sempre qualcuno che lo E fa. quindi se nessuno ti dice non lo puoi fare, ma io ci provo. E come va? Però poi se a me va e faccio 7 miliardi di stream, lo fai tu, lo fa Giusy. Vabbè, ma fa distruggi un meccanismo per crearne un altro totalmente diverso. e rovini Rovini l'arte. l'arte. Boom. Bravo. L'ho detta così. Solo che c'è rimasto. Poi l'uomo pure. Infatti, esatto, bravissima, solo quello c'è rimasto. Esatto. E poi vabbè c'è da dire anche che tu, vabbè, lo hai accennato, l'hai fatto capire all'interno di questa chiacchiera, tu ti batti anche molto per il mondo femminile, per le donne. Sì, sempre contro la violenza delle donne. Ho cantato tantissime canzoni che parlano della violenza delle donne. L'ultima fa parte proprio di questo mio nuovo album che si intitola Na Bumble. Io dico sempre che la donna si deve ribellare, perché per me qualsiasi cosa che la donna possa fare non esiste che deve subire queste violenze, quindi deve andare via e si deve ribellare, deve parlare. Quindi io mi batto sempre su questo, perché un uomo che ti picchia così ferocemente è un uomo malato, cioè una mente malata e va curata, perché altrimenti se non lo fai rischi poi di morire. Vabbè, però per molti Chi lo decide ci si che io devo aggrappa. vivere insieme a te per sempre? No, però dico io, magari conoscendo io conosco qualche mia amica che magari ha ricevuto purtroppo da qualche ragazzo certi atteggiamenti non proprio belli, parlandole, magari la cosa che poi ti dice è come se lo andasse quasi a giustificare, non so se rendo l'idea, come se non si è perciò difficile non sta rendersi conto da dentro la situazione, capito? Alle volte è proprio difficile, come se quasi ci si aggrappasse a quell'idea di amore, non rendendosi conto che poi visto da fuori non è amore, ma è assolutamente, quella una cosa di cristallo che fa così e si distrugge. Esatto. L'amore non è quello. No, parlando di queste emozioni, all'inizio proprio della chiacchiera tu hai detto mi fa piacere come anche una bambina possa interpretare e capire questa musica, anche se parla di amore, anche se parla di... Cioè, alla fine penso che forse più di qualsiasi altro tipo di musica, di genere, il neomelodico tocca dei temi e delle corde che sono nell'essere umano in generale, in tutti noi. Forse per questo arriva pure più facilmente. Sì. E perciò anche mi dici che è un pubblico di bambini o di persone No, ma molto io giovani. veramente mi ritrovo Cioè tu parlando di amore, l'amore lo capiscono tutti, o meglio, lo dovrebbero capire tutti. però, no, tramite la musica io veramente da 13 anni a questa parte mi capita di vedere tantissime, tipo i bambini, quando ti dicevo il bambino che canta, ti faccio l'esempio, no? Ti canto una canzone che fa t'accarezzava in da quel momento, ma non capeva che per me era importante. È una bambina di 5 anni e fa io che speravo che eri solo un gioco, che canto con sentimento. La storia è un'ora da buttare via. Io la guardo e faccio, ma sta bambina sta capendo che sta cantando, cioè nel senso che sa dell'amore.
Cioè pensa poi alla potenza della musica dove arriva, perché sicuramente quella bambina che ha 4-5 anni non sa che sta dicendo, t'accarezzava rindacchi lì momento, ma non capivo che per me era importante, non lo può mai capire una bambina di 4 anni. Cioè pensa poi alla potenza della Però musica. comunque è vero che abbiamo dei preconcetti, e io sono il primo. Cioè, ascoltando questa cosa che ha detto è bellissima. Stasera in potessi la musica è una verità. No, hai detto delle È una via cose, ci sto provando, ma. cioè, sono poesie, capito? Capito? No, certo, wow. No, a parte bambini, eccetera, mi si è spento proprio il cervello. Cioè, la sua. Sei emozionato? Sì, Quando sento uno che sta cantando, che sei feste, bro? Vedi, tu sei abituato a quelle cose troppo No, tecnologiche. perché quando tu sei andato, non so dove sei andato prima, al bar, quando sei a cosa. No, lui la prima cosa che mi ha detto, si è seduto e dice no, io non ascolto il neomelodico. Che subito ti piace? Chi è proprio a No, perché non mi condiscendere? piace. Dice io, per me, i caghi ci faccio. So che so. Ora queste cose però poi e sono contento che stai qua. Ah, ok, già stavo cominciando a ragionare un po'. Però poi quando Per i nostri, diciamo, iscritti. mi auguro che tu da stasera, quando io vado via, cioè, ma fammi restare Giuseppe Attanasio. Ma che canta? quando fai vibrare le corte vocali. Per i nostri iscritti ringraziamo Mario per come accoglie gli ospiti del Espresso Podcast. Che vede la più grande cantante melodica napoletana e Mario dice a me mi piace quello che canta. Che pezzo ha messo? Non è sincero, e tutti te ne immagini però essere sincero. Spero per sempre, Mario. Sono stato onesto, ho anche detto sei qui anche a Parama situazione, anche e soprattutto perché sappiamo che hai una storia bellissima Sì, e hai dei messaggi importanti da raccontare, che tra l'altro penso che siano passati. ma c'è No, hai fatto una cosa, hai fatto un'altra cosa per cui si hanno preconcetti. Questo vibrato che tutti quanti sfottono dicendo a fronne limona. E poi vai a Che è fare. proprio che la fronte. Esatto, ecco, bravo. Vai, spiega. No, ma Quella quella è una dote che o la si ha o non la tiene, nel senso non è che tu la puoi imparare. Perché molti visto che sfattori- voglio imparare a farsi i torghi, no. Sì. Viene presa in giro questa cosa. Sì. Comicamente quello Quello fa. c'è stato pure magari qualche artista che magari accentua un po' la situazione, vabbè, ci sta pure, ti fa pure ridere sta cosa. Però un napolitano quando ha cantato datene quella, perché altrimenti non emoziona. Capite? È proprio quello che la gente si innamora della mia voce. Capito? Michele Zarrillo, ad esempio. Come Michele Zarrillo. Ah, Capito? ok. Con una voce che ti fa, Baglioni, con una voce Baglioni, cioè nel senso, è diverso, ma alla fine è là che lei, capito? guarda che sembra Sta parlando Peppe. No, si sta parlando Peppe. No, se stai per dire sembra facile, non lo sembra assolutamente. sembra facile nel senso di dire Superficiale, dici una cosa che. ma là è l'area dove lavora l'uola. Dice Peppe, l'area dove lavora l'ugola. Ok. Ecco perché poi Quindi dici è anche una tecnica complicata. No, la chiamano solitamente di roccocò, cioè di roccocò, quando gli roccocò. tu ascolta di Michele Zarrillo e vedi sui finali lui come gira la voce, come gira le note. Michele Zarillo sui finali Canta gira le Peppe note. oggi non sta seduto qua perché ha una cultura musicale. Deve dire, mo parlare i pregiudizi, le È un cose. po' più grandicello di me, quindi varca questo settore da oltre 40 anni. Quindi sa l'ha ascoltato. Con 40 anni di esperienza sei 40 anni diventato di esperienza, produttore, tecnico, anche cantante. Si può dire. Fare poi la musica a 360 gradi. Iscritto al FIMI? Ok. La mia etichetta è a 360 gradi internazionale. Quindi oggi non stiamo parlando con un'improvvisata cantante. È una che comunque è stata addestrata. È addestrata ed è una che è arrivata al secondo posto sotto Bruno Mars. Ma io ci ho potuto lavorare perché lei già di suo ce l'aveva, perché se lei non aveva queste doti, io che facevo? Se Certo. cerchi di fare l'intonaco e non il cemento, Vabbè, è chiaro. non riusciva a farlo. Capito? Tu avevi il cemento? Trivolgimento. E in Saltrindò una cosa. Ma mo, visto che ci siamo un attimo alleggeriti, com'è lavorare con Peppe? No, perché secondo me sei due caratteri abbastanza. Allora, moglie e marito non mettere il dito, poi lavorare insieme. No, lui è stato uno che mi ha fatto piangere sul serio, nel senso io cantavo, mi esibivo all'inizio. Come gli amori mia più belli. Sì. Allora la gente si emozionava, si alzava all'impiedi, mi applaudiva e lui tornando in macchina mi faceva piangere, nel senso, no, perché tu, lui mi ha fatto bruciare un po' le tappe,
E ho avuto la fortuna, ecco, di unire questa mia dote con la sua esperienza. E ho bruciato sul serio le tappe, perché oggi io sono 13 anni di percorso artistico, oggi. Ma Giusy Attanasio è stata riconosciuta e affermata già da 8 anni, minimo 8-9 anni. I miei 13 anni equivale a 30 anni di carriera. Credimi, lui me l'ha fatti veramente. Dice, ma no, tu tra una canzone e un'altra non ti devi bloccare, non ti devi inceppare. Tu devi, cioè, devi trovare il filo logico dello spettacolo. E mi facevi chiagnere, veramente, io chiagnevo. Un padre, sai, Della loro la struttura. ma perché mi stai facendo i chiagni? La gente mi hanno sbattuto in mano a me. Dice, no, perché ti sei inceppata tra un pezzo e l'altro. Tu hai capito, a stai faticando. La gente cosa vuole in quel momento? E tu gli fai spettacolo, e essere brava a fare che. Io oggi sono una che per chi mi ritrovo davanti, già so quello che devo fare. Non mi inceppo più, ma già da tempo. Chiaro. Ma Vabbè, grazie a comunque hai comunque detto che canti da quando avevi 6 anni. Sì, 6 anni, sai cosa ho cantato? La mia prima canzone qual è stata? Fenesta Vash. E te lo ricordi ancora? Assolutamente sì, per una recita scolastica alle elementari. Fenesta Vash e padrona crudele. Aspetta, mo fai sulla tavola, tu ci svegli a chi si fa così. Quando da sospiro me fatto iettare. 6 anni, io piccola così, e cantavo questa canzone così pesante, Stasera importante. sei tutta la tua discografia, vedi che ti dico questo qua. Sette cuffiette, andate come pure a montare i video e sei tutta la pasata. Sono convinto. Che bello, ragazzi, sono troppo contento di aver avuto 2 professionisti come voi in studio. Grazie. È stato nostro e siamo contenti di essere qua. Fieri di rappresentare Napoli e la musica napoletana. Ragazzi, E ti dico pure un'altra cosa, spesso mi hanno fatto la domanda, no? Ma a Sanremo, ma a Sanremo. proprio ci hai mai pensato? Allora, io non ci ho mai pensato perché è un mondo che non mi interessa, ti dico proprio la verità, perché è un mondo che non mi piace. Tutto stabilito, abbiamo avuto la prova evidente già dall'anno scorso con il nostro amico Gelier. No, non mi piace, è un mondo che non mi appartiene, però ho sempre detto, qualora dovessi fare Sanremo, Giusy Attanasio deve andare lì per rappresentare Napoli. E non ti dico questo perché non so cantare italiano, perché io ti canto spagnolo, ti canto inglese, ti canto italiano, ti canto come vuoi. Anche se io oggi per essere Giusy Attanasio canto sempre quasi in napoletano. Ma cioè, so fare tranquillamente tutte le situazioni. Però ho detto Giusy Attanasio nel momento in cui si ritroverà, se Dio vorrà, a Sanremo, io devo rappresentare la mia Napoli. Io già canto napolitano, altrimenti Sanremo non lo faccio. Io ho fatto le selezioni di Sanremo un bel po' di anni fa, ne ho passate 3, alla quarta dovevo andare a Sanremo direttamente, pensa che pagai la quota di iscrizione e tutto quanto, per avermi detto una parola male, dall'altro lato. Mamma mia, una voce bellissima, però fai troppe movenze quando canti, marchi troppo da cantante neomelodica. Io lo guardai e dissi, sì, va bene, lo sono. È stato un piacere, arrivederci, non ci rivedremo mai più. E andai via. Cioè dovevo andare a Sanremo. Cioè per dirti già come veniamo, allora è un mondo che non mi Io piace. ho visto un'intervista per collegarmi. Quindi il pregiudizio e il preconcetto c'è. No, ma non solo. Io Sì. ormai, vedi, Giusy l'ha detto liberamente, ci sono tantissime realtà che ormai l'hanno detto, il caso di Emanuele di Celer è stato evidente. Arty5, che è un rapper, al Basement Anche quest'anno. ha dichiarato, esatto, ha detto perché sarebbe figo vedere in Italia, visto che c'è la musica ora in Italia, c'è questo forte, è molto un tema quasi sotto processo, perché fai così, perché fai quello, eccetera, eccetera. Ho detto perché? Visto che il Festival della Canzone abbiamo capito che è il festival della canzone, quella che ha da sci, quella che è stata scelta, sarebbe bello affiancare stile Grammy un altro concorso nazionale, però libero, democratico, dove chi vuole portare la canzone no melodica, chi vuole portare il suo dialetto, chi Ma non gli conviene. Libero? Perché non conviene a loro. non conviene. Però potrebbe questa- essere ma io ne- un modo più sano per fare, capito? Io ricordo che all'epoca vinceva la canzone quella più seguita, più cliccata, no? Quella che piaceva di più. Oggi non ho già capito chi vince. Oggi vince Cioè, il messaggio che deve
portare il giornalismo e l'etichetta l'etichetta. discografica. Oggi vince la discografia E quindi a me non mi interessa. e l'ufficio stampa, E cioè il l'ufficio messaggio che loro devono Poi passare. fanno votare la gente da casa per prendere i soldi, però poi la gente non Che vota. poi la cosa assurda, cioè, Sì, Esatto. che ha detto pure, scusami, Carlo Conti, quando prima delle presentazioni di Sanremo, quando iniziò e tutto, nelle varie conferenze stampa, questo, cioè, con un giornalista che disse, però il modo in cui avete messo il televoto quest'anno forse dà più o meno valore. E lui disse, no, perché l'anno scorso che avete fatto? Non avete ribaltato la situazione. Quindi una cosa così, ormai è evidente, cioè, non la dicono tutti quanti. Ma che mai voglio capire chi vince, cioè che Capito? vince la canzone più bella, quella più che piace di più, da vincere la stampa, o da vincere, cioè che Visto che sta perdendo di credibilità, capite, vedi, la io. canzone che ha vinto Sanremo quest'anno. Me lo ricordo per il motivo sbagliato. E io non mi ricordo proprio. Me lo ricordo perché c'è stato tutto quel polverone dell'ennesimo artista che aveva dietro la manager che ha fatto vincere gli ultimi 4 Sanremo. Dire due canzoni. Come si chiama questo? Te lo dico in termine pulito. Sì. Come etichettano Napoli. Sì. Dicono che Napoli appartiene Sì. Cudino. Sì. A Napoli ci sta un detto, a lettera 1 scritta Napoli, Lettera 1? È scritta nata. Ah. nel senso che Napoli porta alla nomina, Però loro fanno i fatti, alla per capito? la strada non ci sono i Esatto. puntini, Bravo. Certo. Che lo me la questi passi a me. puntini. È diversa una cosa. Quindi quello che appartiene a loro, per la gente vogliono far credere che siamo noi, ma non è così. Cioè io a Sanremo ricordo due canzoni e due artiste che hanno spopolato Sanremo di quest'anno, una è Giorgio e l'altra è Serena Brancale. E nessuna di tutte e due sono stati riconosciuti. Cioè dico, non è possibile sta cosa. Allora fatemi capire. Allora, ma io devo andare lì per fare che cosa? Per rendermi ridicola davanti alla gente? sì, Fare a me giù quello che non io mi interessa, cioè, capito? A me non mi interessa stare là sul palco di Sanremo e poi non vengo giudicata poi per quello che io sto facendo. no, a me quello che mi fa piacere, ma mi fa anche riflettere è che un po' il presentatore, un po' i cantanti, un po' i giornalisti, un po' chi come noi da spettatori osserva, ci siamo resi quasi tutti quanti conto che ormai ha perso quella credibilità. Sì. Perché un anno puoi fare così, 2 anni puoi fare così, ma il terzo, quarto, quinto anno di fila con i social che non ti Quelli lasciano social che oggi di respirare. come diceva Napoli ha fatto scommigliare Esatto, bravissima. è il social Esatto, bravissima. Ora che c'è quest'arma a doppio taglio, sarebbe forse più intelligente rimodernizzare una cosa, renderla Perché più quello dovrebbe attuale. essere il festival della musica italiana. Sembra più il festival delle lobby discografiche italiane. Sembra essere una cosa del genere. Però magari, ecco, perché continuiamo a guardarcelo. Magari uno si rompe i coglioni, capisce le persone, forse si rendono conto di come poi va tutto il sistema. Penso che l'anno prossimo Finisco- sarà così. Magari si abbassa lo share e loro decidono un'altra volta di far parlare la musica Un veramente. avvocato cantante napolitana per far share perché poi giustamente hanno bisogno di cantante napolitano. Perché poi diciamocelo chiaramente, Emanuele, lo scendiamo in campo. Lo Sanremo se l'hanno vista, cioè, capito? Vedi quanta sorda Emanuele è riuscito a portare a Sanremo. Se Napoli fosse unita, cosa faremmo? Esatto, è il discorso che io ti facevo prima. Arrutassimo paese. Pessimo mondo veramente, ma non solo il paese, il mondo. Ma perché non ci Che siamo una riusciamo? grande realtà, una grande potenza. Perché non ci riusciamo? Perché ci siamo in casa, fratello. Ma guarda che noi riusciremo a portare a Espresso Podcast tutti i napoletani così, di successo, affermati, con una mente libera, e ti faccio vedere che devo passare. Ma nessuno lo fa perché non vogliono rischiare. E poi facciamo asciughi, un po' che ci stanno e facciamo asciugare, perché è giusto Qual è la differenza tra pubblico e folla? che il pubblico, che la folla fa il casino mentre il pubblico tipo ti deve osservare e ti applaude, che la folla non la gestisci, il pubblico sì alla fine. La folla come caos, capito? Perché questa cosa? Perché Magari riusciamo dici tu, a creare il pubblico giusto. il pubblico giusto che sceglie, diciamo, consapevolmente. Dice, se non va là tanto perché il filone porta, dice, vabbè, vanno tutto quanto a cavaco pure, dici tu. Sì, Speriamo, io me lo auguro, di ragazzi. qualità. Un'altra cosa di qualità che comunque cioè diciamo se ne è parlato che non si fa più è un festival di Napoli. Festival della canzone napoletana. Pensa un po' si facesse una nata voto festival della canzone napoletana oggi come sarebbe?
Avrebbe un hype, penso, a livello nazionale, la televisione proprio. Proprio stare. Certo. Le cose più belle hanno distrutto qua a Napoli. Ma nasce sempre a noi, oh. Da Napoli, il Festival della canzone napoletana. Wow, È stato intenso. È stato intenso. È stato È intenso. stato intenso. E io spero pure che per chi ha ascoltato e guardato questo episodio sia caduto, ecco, quel preconcetto e quel pregiudizio. Posso dire una cosa, sono contento che Giusy si sia aperta e si sia raccontata così, perché io un po' l'ho studicchiata un po' di più del solito, perché quando poi viene la puntata Onesta e sincera. No, io sempre. è stata fantastica, perché veramente abbiamo detto tutto. Infatti ti ringraziamo. Grazie del tuo tempo e della tua Grazie a disponibilità. voi, che veramente mi fa piacere di avervi conosciuto e mi auguro di rincontrarci, mi ha detto prima. Grazie anche a te. Poi da Grazie. battaglia, Grazie. faccio posto. Grazie. Grazie ragazzi. Ciao ragazzi.